Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto per conto della Fondazione Nord-Est a questo evento di Fondazione Nord-Est e BNL BNP Paribas sul tema della sostenibilità. Volevo ringraziare tutti gli ospiti che man mano vi presenterò nel corso della mattinata e ovviamente tutti voi che state partecipando a questo evento su questa piattaforma della Fondazione, evento che dovrebbe essere anche in streaming, evento che si focalizza sul tema della sostenibilità. Il tema della sostenibilità è ormai al centro come tema trasversale quando si parla di prospettive di sviluppo futuro e in merito alla sostenibilità è stata definita un'agenda per il 2030 con degli obiettivi precisi e anche ora parlando di Recovery Fund si fa molto riferimento proprio al tema della sostenibilità come elemento su cui basare le prossime strategie future. Oggi ci focalizziamo sul tema della sostenibilità legato però al mondo dell'impresa, quindi al mondo delle strategie di impresa attraverso un'indagine che vi presenteremo successivamente che ha voluto proprio investigare quali sono i percorsi di sostenibilità che sono ora intrapresi dalle imprese del Nord-Est e capire quali sono gli elementi positivi e anche gli elementi su cui riflettere per le prospettive future. Come vedrete dal programma abbiamo molti ospiti presenti per il nostro incontro, come vi dicevo ve li presenterò man mano nel corso della nostra diretta e non voglio togliere troppo tempo alla parte di presentazione perché abbiamo appunto tanti elementi interessanti da presentarvi e inizierei subito con gli interventi introduttivi e i saluti partendo dal professor Carlo Carraro, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, esperto di sostenibilità e professore di economia ambientale a Ca' Foscari di Venezia. Professor Carraro, prego se vuole accendere la sua webcam. Buongiorno a tutti, due parole poi entreremo più tardi quando parleremo all'interno del panel che commenterà i risultati della ricerca che abbiamo portato avanti, entrerò nel merito dei risultati, però 2 minuti iniziali solo per presentare Fondazione Nord-Est, che è fondazione delle Confindustrie di tutte le province del Nord-Est, le 3 regioni e delle province del Nord-Est, e che da più di 20 anni è il think tank che cerca di monitorare come stanno cambiando il mondo delle imprese, le strategie delle imprese, le prospettive anche economiche delle imprese del Nord-Est. La sostenibilità come driver di successo è uno degli elementi su cui abbiamo voluto puntare in quest'ultimo anno, anche per ovvie ragioni legate al contesto economico sanitario in cui abbiamo vissuto, e l'abbiamo fatto in partnership con BNL BNP Paribas, perché questo è un elemento distintivo della ricerca della Fondazione. Noi facciamo della ricerca su temi molto ampi che stimolano gli interessi e la visione strategica delle imprese, ma in qualche caso siamo noi stessi stimolati dalle imprese a lavorare su temi che queste ritengono importanti proprio dal punto di vista strategico. E credo che la sostenibilità come driver di successo aziendale sia uno dei cardini, dei punti forza dell'azione strategica di BNL BNP Paribas, che condividiamo e che ci ha spinto quindi a lavorare insieme per fare un monitoraggio di come viene percepita, di come viene implementata la sostenibilità nel mondo aziendale. Vi racconteremo i risultati. Io volevo soltanto ringraziare BNL BNP Paribas, in particolare Andrea Munari e Mauro Bombacigno per aver realizzato questo progetto assieme e cedo la parola. Torniamo poi per commentare i risultati e per approfondire l'analisi del lavoro che abbiamo fatto. Grazie direttore di questo intervento di saluto. Lasciamo quindi la parola a Andrea Munari, amministratore delegato di BNL e responsabile di BNP Paribas in Italia. Prego. Grazie. Grazie Carlo e buongiorno a tutti, spero che mi vediate. Io sono molto contento di poter partecipare alla presentazione dei risultati di questo studio che è stato condotto appunto dalla Fondazione Nord-Est con la nostra collaborazione sulla sostenibilità delle imprese del Nord-Est. Come sapete, come è noto, il gruppo è particolarmente impegnato e devo dire sin dal giorno almeno che io l'ho raggiunto, ma chiaramente ben da prima, oltre 5 anni fa, nello sviluppo della collaborazione con i nostri clienti
per accelerare il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. E ne siamo talmente convinti che li abbiamo messi al centro del nostro piano strategico e di quello che poi verrà annunciato a fine 2021 e riguarderà il quadriennio 22-25. L'abbiamo messo al centro perché vogliamo far evolvere e modellare tutta la nostra offerta con la finalità di ottenere un impatto positivo sia sull'ambiente ma anche sulla società. Due tematiche che per noi sono, credo per tutti, strettamente correlate. Abbiamo declinato quella che noi chiamiamo la nostra ragione d'essere su due assi sostanzialmente. Il primo è un accesso più facile di soddisfazione all'ecosistema del nostro gruppo da parte dei nostri clienti e quindi questo grazie anche alle opportunità che sta offrendo la digitalizzazione. Questo ci permette di essere molto ma molto più attivi e in contatto con i clienti in maniera più veloce e più pronta, pur non rinunciando poi al contatto, lasciatemi dire, fisico, ma certamente, soprattutto in questo momento, a maggior ragione di pandemia, abbiamo proprio notato quanto queste tematiche possono, nonostante tutto, essere continuamente oggetto dello scambio con i clienti. E poi quello che vogliamo fare, l'altro asse, è quello di avere un impatto positivo attraverso le nostre azioni sulla società e sull'ambiente. Le istituzioni finanziarie storicamente finanziano l'economia reale e l'accompagnamento, se volete, nei critical point della vita di qualsiasi persona, sia essa l'investitore, l'imprenditore, la famiglia, lo studente. E quindi secondo me e secondo noi assume ancora una sfida ancora più importante questo, cioè contribuire a questa sfida che è enorme e che ci aspetta nei prossimi decenni, in cui noi ora stiamo veramente gettando delle nuove basi, ma che poi serviranno alle generazioni future e quindi proprio per garantire loro un futuro proprio sostenibile. Com'è che lo stiamo concretizzando? Il gruppo ha sostanzialmente in questo momento destinato 180 miliardi di euro complessivi di finanziamenti e di investimenti diretti nostri a settori che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei 17 obiettivi. Poi abbiamo fino adesso destinato circa 16 miliardi di euro allo sviluppo delle energie rinnovabili ed è una cifra che è raddoppiata negli ultimi 5 anni e noi immaginiamo che questo trend di crescita addirittura accelererà negli anni a venire, negli anni di piano, quindi da qui al 2025. Contemporaneamente, e vi posso assicurare che non è stata una scelta, è stata una scelta da un certo punto di vista facile, ma anche dal punto di vista economico diciamo ad alto impatto, abbiamo deciso un'uscita progressiva dai settori industriali che hanno quello che noi consideriamo che viene considerato un impatto altamente negativo, quale vuole essere il carbone come combustibile per la produzione di energia ed il tabacco, per fare due esempi, ma anche su tutti i gas fossili ad estrazione come per esempio il gas di scinto che tanto ha contribuito in questo momento allo sviluppo del mercato dell'energia negli Stati Uniti. E poi un ultimo punto, lasciatemi dire che a me, come dire, preme molto e preme a tutto il gruppo, ma sicuramente a noi di BNL e BNP, quindi ci stiamo veramente focalizzando in questo momento, noi vogliamo essere fortemente impegnati nella lotta alle disuguaglianze e per l'inclusione. Abbiamo preso degli impegni molto forti in termini proprio concreti, in termini di parità di genere e di orientamento. Oltre il 50% in questo momento delle nuove persone assunte è di genere femminile. Ma soprattutto quello che stiamo cercando di fare è di spingere sempre di più il genere femminile ad assumere delle posizioni di senior management all'interno della banca, perché è un po' questo quello che poi deve dare proprio, lasciatemi usare questa espressione, il là alla vera inclusione. Un'altra fonte di grosse disuguaglianze, soprattutto esacerbate in questo periodo anche in Italia, è quello del divario educativo e su questo noi abbiamo da un lato percepito una grande
potenza delle nuove dotazioni tecnologiche per far accedere gli studenti, le persone, perché anche se ci dobbiamo parlare anche di formazione a distanza. Però molti ragazzi durante questa pandemia non hanno avuto la possibilità di avere accesso proprio all'education, e questo tipo di povertà educativa secondo noi mina profondamente lo sviluppo di una nazione. Per cui la banca ha deciso di lavorare con Save the Children proprio per un programma che vada proprio ad aiutare fasce della popolazione che sono state giovani, che sono state letteralmente abbandonate. E il tema è molto grande, perché riguarda sia gli studenti ma anche i professori e chi deve insegnare. Però parlo da genitore in questo caso, quello che è straordinario è che anche le maestre, gli insegnanti dei miei figli, tutti ci stanno dicendo che questi ragazzi sono bravissimi, nel senso che hanno una capacità di adattamento straordinaria, sono molto sensibili, e io credo che questa ricchezza, che è un po' parte delle persone giovani, del DNA delle persone giovani, debba essere sviluppata, perché fa parte proprio della sostenibilità di lungo periodo della nostra nazione e in generale di tutte le persone. Se non abbiamo, cioè noi stiamo affrontando in Italia un calo drammatico a livello demografico, drammatico, di cui solo adesso finalmente si cominciano ad avere sempre più frequenti, diciamo, commenti anche nella stampa. Però questo è un tema che ha anche a che fare soprattutto con la riduzione delle disuguaglianze anche nel mondo del lavoro. Infine, come sapete, noi entriamo, BNL è spesso associata a Teleton, entriamo nel 29esimo anno di lavoro assieme a loro. Sono stati raccolti più di 300 milioni di euro per lo studio delle malattie rare, e al di là del tema dell'inclusione, quello che noi vogliamo fare con questo è in ogni caso cercare di favorire il più possibile la ricerca scientifica, che è una fonte sostanziale poi di sviluppo. Ultimamente abbiamo lanciato anche una nuova iniziativa di welfare aziendale che si chiama Wellmakers ed è orientato proprio ad offrire ai nostri dipendenti, ma soprattutto ai dipendenti dei nostri clienti, un'offerta congiunta che possa migliorare l'acquisto e l'accesso digitale agevole a dei servizi di valore, quindi una banca che si offre anche come piattaforma. Io credo, e termino, che questa emergenza, dico parole ormai già dette, abbia creato, non abbia aggiunto nuovi trend a quello che si stava già avvenendo, però ha portato un'accelerazione pazzesca, diciamo, nell'implementazione di queste, nella proprio concretizzazione di questi trend, e dobbiamo lavorare per dominare questa accelerazione per poter poi permettere veramente al Paese di crescere. Quindi questo è il nostro obiettivo, questo è il gruppo, e io penso che oggi questo studio vada anche nella direzione di parlarsi bene tra imprese, istituzioni finanziarie, operatori, per lavorare meglio e, ripeto, governare questa accelerazione straordinaria che stiamo vivendo. Grazie. Avete sentito quanto si è parlato di futuro, quanto si è parlato di sfide, quanto si è parlato anche di persone da coinvolgere in questo percorso di sostenibilità. È stato un piacere in quest'anno collaborare con BNL, proprio perché è una realtà che crede veramente nella sostenibilità e la pratica quotidianamente. E quindi partiamo subito con la presentazione dei risultati di questa indagine, che racconterà anche un po' tutto il percorso che abbiamo svolto in quest'anno, che non si è limitato a questo momento di survey con le imprese. Lascio subito la parola alla mia collega Shira Fano, ricercatrice di Fondazione Nord-Est, per la presentazione dei risultati. Grazie. Grazie Silvia e buongiorno a tutti, e grazie molte per avermi dato l'occasione di presentare una sintesi della nostra ricerca Strategie di sostenibilità ambientale e sociale focus sulle imprese del Nord-Est. E come abbiamo visto, il tema della sostenibilità sta indubbiamente diventando sempre più importante. I governi, i consumatori e le imprese stanno diventando sempre più consapevoli del fatto che le loro scelte
avranno un impatto sul benessere futuro. Ma oltre alla crescente sensibilità degli imprenditori, è anche importante considerare il fatto che maggiore efficienza significa anche una riduzione dei costi nel medio e nel lungo periodo. E anche per questo motivo, quindi, in un periodo difficile per alcune imprese, il tema diventa indubbiamente centrale. Ma quali sono i fattori che hanno spinto le imprese verso scelte sostenibili? Si tratta di richieste da parte del mercato, della composizione dei board, oppure della ricerca di nuovi vantaggi competitivi. E quali sono invece i motivi che hanno invece impedito alle imprese di adottare comportamenti sostenibili? È proprio ad alcune di queste domande che abbiamo cercato di rispondere nel nostro progetto di ricerca. E il progetto è stato appunto realizzato in collaborazione con BNL, gruppo BNP Paribas, ed ha avuto la finalità di organizzare un insieme di iniziative che sono state utili alle aziende per accrescere la loro consapevolezza su quali sono i vantaggi derivanti dall'essere sostenibili, che includono per esempio il miglioramento delle performance economiche, ma anche la capacità di attrarre giovani talenti, oppure di migliorare la valutazione da parte dell'impresa di tutti gli stakeholder, quindi banche, clienti e consumatori. Il progetto di ricerca si è articolato in realtà in 3 fasi principalmente. La prima fase, quella di monitoraggio e ascolto, è consistita nelle interviste in profondità che abbiamo fatto con alcune aziende, con l'obiettivo appunto principalmente di capire quali sono i fattori che facilitano oppure impediscono l'adozione di comportamenti sostenibili. Le informazioni acquisite in questa fase sono state utilizzate nella seconda fase del progetto di ricerca, cioè l'analisi quantitativa, che ha avuto appunto l'obiettivo di la relazione tra le caratteristiche delle imprese e la propria propensione ad adottare appunto comportamenti sostenibili. La terza fase del progetto è consistita appunto nella presentazione dei risultati ed è stato per esempio organizzato un webinar sulla comunicazione aziendale. E passando subito alla descrizione della rilevazione, abbiamo intervistato circa 300 imprese che costituiscono un campione rappresentativo delle imprese del Nord-Est. Andando a guardare la provenienza, circa il 48% delle imprese ha sede in Veneto, il 37% circa in Emilia-Romagna e le restanti nella provincia autonoma di Trento e del Friuli Venezia Giulia. E relativamente alla classe di fatturato abbiamo scelto di intervistare solamente aziende con un fatturato superiore a 20 milioni di fatturato. Questo perché abbiamo pensato che sono queste le azioni, le imprese maggiormente in grado di fare investimenti in termini di sostenibilità. E circa il 48% ha un fatturato compreso tra 20 e 50 milioni, il 40% tra 50 e 200 milioni e le restanti un fatturato superiore. Circa 3/4 delle aziende operano nel settore business to business e le restanti nel business to consumer. Passiamo quindi subito alla prossima slide per vedere quali sono le azioni che sono state implementate con maggior frequenza dalle imprese in ambito di sostenibilità ambientale. Al primo posto vediamo il risparmio energetico e la riduzione dei consumi, circa il 90% delle aziende. A seguire, scorrendo la classifica, vediamo investimenti in tecnologie e attrezzature rispettose dell'ambiente, circa l'80%, considerando sia le azioni volontarie che quelle spinte dalle norme. Al terzo e quarto posto vediamo riduzione dei rifiuti, riciclo e riuso dei propri materiali di produzione. Vediamo invece che le azioni legate alla progettazione secondo i criteri di riciclabilità, sia per quanto riguarda i prodotti che per quanto riguarda gli imballaggi, è scelta dalle imprese con frequenze minore. L'ultima azione è quella relativa alle campagne di comunicazione esterna sul profilo green dell'azienda. Passiamo quindi ad un approfondimento sulle strategie di comunicazione. Appunto, solo un terzo ha organizzato delle campagne
infine sul profilo green dell'azienda. Abbiamo quindi posto alle imprese la domanda se utilizzano nella propria comunicazione il fatto di essere sostenibili. In questo caso la percentuale sale al 44% e questa percentuale è in realtà crescente in funzione della dimensione dell'impresa. La comunicazione è in realtà un fattore molto importante su cui vogliamo porre l'attenzione, perché consente di migliorare i rapporti non solo con i propri clienti, ma anche con tutti gli stakeholder, quindi fornitori, filiera, comunità locale. Passiamo quindi a cercare di sintetizzare le azioni di sostenibilità ambientale delle aziende. Vediamo come si può delineare un percorso diviso sostanzialmente in 3 fasi. La maggior parte delle aziende ha ormai iniziato il proprio percorso di sostenibilità ambientale, che costituisce però azioni, diciamo, basilari relative al risparmio energetico e all'efficientamento. Un secondo gruppo di imprese si trova in una fase più avanzata del proprio percorso, che coinvolge il ripensamento dei propri processi produttivi, per esempio per utilizzare materiale riciclato o rimettere materiale nei propri processi produttivi o ridurre gli imballaggi, è necessario ripensare i propri processi produttivi. Un numero ancora limitato di imprese è nella fase ulteriormente evoluta del proprio percorso di sviluppo verso una piena sostenibilità ambientale, che consiste proprio nella riprogettazione del proprio modello di business. Questo coinvolge tutte le fasi del processo, quindi si va dall'organizzazione interna alle relazioni lungo la filiera al rapporto con tutti gli stakeholder. Passiamo quindi brevemente nella prossima slide a vedere quali sono le azioni invece di sostenibilità sociale intraprese dalle aziende con maggiore frequenza. Vediamo come al primo posto ci sia lo smart working, 78%. Questo è certamente funzione della situazione di emergenza in cui ci troviamo, tuttavia lo smart working rimarrà probabilmente nelle imprese all'interno dell'organizzazione del lavoro. Al secondo e al terzo posto troviamo uscite ed entrate flessibili e predisposizione della mensa. È importante qui sottolineare che tutte queste azioni sono in realtà direttamente volte ai propri dipendenti e con frequenze minori invece le imprese hanno già intrapreso scelte di sostenibilità sociale legate alla propria filiera, per esempio ai propri fornitori o alla comunità locale e al territorio. È quindi su questa seconda fase della sostenibilità sociale che ci si deve adesso focalizzare. Ma quali sono le motivazioni, passando alla prossima slide, che hanno spinto le aziende a scegliere di essere sostenibili? Quindi perché essere sostenibili? Al primo posto vediamo che le imprese hanno scelto adottare comportamenti etici e responsabili, circa il 79%. Al secondo posto troviamo invece rispettare obblighi di legge e regolamenti. Solo il 43% delle aziende ritiene che la sostenibilità abbia risposto a delle necessità dei consumatori, quindi che richiedono prodotti e processi sostenibili. Una frazione ancora inferiore, cioè circa il 30% delle aziende, ritiene che la sostenibilità sia uno strumento di competitività che consente una crescita dell'azienda nel medio e nel lungo termine. E quindi proprio diciamo su questa percentuale che vogliamo lavorare per accrescere la consapevolezza da parte delle imprese che essere sostenibili è anche uno strumento di competitività per le aziende. E passando quindi alle prospettive future, vediamo come la priorità delle aziende sia la salute e la sicurezza dei lavoratori, circa 88%. Anche questo risultato è probabilmente funzione della situazione contingente in cui ci troviamo. Al secondo posto troviamo invece l'efficienza energetica e incrementare l'efficienza energetica coerentemente con quanto visto prima. In seconda battuta, ma diciamo a grande distanza, quindi con frequenze molto minori, abbiamo tutte quelle
azioni legate al ripensamento del proprio modello di business. Quindi per esempio appunto la creazione di prodotti e servizi ecocompatibili, il recupero e il riciclo di rifiuti oppure la riduzione dei fattori inquinanti. Abbiamo inoltre indagato nella prossima slide la tematica delle linee di credito e abbiamo chiesto alle aziende se valutano interessante un sistema di credito premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale. Circa il 50% delle imprese hanno risposto affermativamente e questa percentuale cresce in funzione della dimensione dell'impresa, quindi sono più le aziende grandi interessate a questo. Passiamo quindi nella prossima slide a quello che abbiamo chiamato indice di sostenibilità ambientale ISA. Abbiamo quindi costruito un indicatore sintetico di sostenibilità ambientale con l'obiettivo appunto di riassumere tutte le azioni le diverse azioni che vengono fatte dalle imprese in un unico indicatore che aiuta a definire lo stato di avanzamento verso una piena sostenibilità ambientale dell'impresa. Questo indicatore potrebbe, per esempio, essere utilizzato per valutare linee di credito in funzione del livello di sostenibilità ambientale raggiunto dalle aziende, oppure per valutare se una data azienda è compatibile con una filiera sostenibile. Abbiamo quindi costruito l'indicatore a partire dalla domanda del questionario: nella sua impresa sono state intraprese politiche aziendali riconducibili ad alcuni dei seguenti aspetti legati alla sostenibilità. E qui abbiamo tutte le 12 possibili azioni di sostenibilità. Passando quindi alla prossima slide, per costruire questo indicatore abbiamo chiesto aiuto a un panel di esperti a cui abbiamo chiesto di valutare l'impatto ambientale e la difficoltà di implementazione di ciascuna delle 12 azioni di sostenibilità ambientale. L'indicatore aggregato ISA è stato quindi costruito attribuendo alle diverse voci un peso proporzionale alla valutazione che gli esperti hanno dato. Sostanzialmente le imprese che hanno effettuato più azioni ed in particolare le azioni più importanti ottengono un valore più elevato dell'indicatore di sostenibilità ambientale. La distribuzione che vedete riassume appunto i valori dell'indicatore ISA calcolati per ciascuna delle imprese. Passando quindi alla prossima slide, ci siamo chiesti ma da che cosa dipende l'indicatore di sostenibilità ambientale? Vediamo qui quindi dei box plot che riassumono la distribuzione dell'indicatore per ciascuna delle caratteristiche. La linea grossa nera, orizzontale che vedete è la mediana della distribuzione e quello sostanzialmente che balza all'occhio è che sostanzialmente non c'è grande differenza nel valore della mediana tra le diverse distribuzioni. Questo può essere letto in questo modo. Sostanzialmente tutte le aziende al di là delle loro caratteristiche, hanno avviato il loro percorso verso la sostenibilità. E guardando attentamente possiamo vedere che valori più alti ci sono per esempio per quanto riguarda la provincia autonoma di Trento e il Friuli Venezia Giulia. Abbiamo infine analizzato, passando alla prossima slide, la correlazione tra l'indicatore di sostenibilità ambientale e le caratteristiche della governance. E in questo caso per esempio abbiamo trovato che nei consigli di amministrazione in cui c'è una percentuale più alta di donne, in queste imprese c'è anche un valore più alto dell'indicatore di sostenibilità ambientale. Sembra esserci quindi una correlazione positiva tra le due variabili. E passiamo quindi all'ultima slide, ma forse anche una delle più importanti, in cui ci siamo chiesti ma essere sostenibili paga proprio dal punto di vista del bilancio? Le imprese ci hanno risposto di sì, ma abbiamo cercato di testare questa relazione studiando la correlazione tra il valore dell'indice di sostenibilità ambientale ISA e la redditività dell'azienda.
Nella tabella che vedete, quindi, la redditività è stata misurata con il rapporto EBITDA su fatturato per ciascun anno considerato. Sostanzialmente il numero che vedete nella tabella è la mediana di questo rapporto divisa per due gruppi. Aziende che hanno fatto poche azioni di sostenibilità, quindi con valori bassi, e aziende invece sulla destra con un valore alto dell'indicatore. E quello che vedete sostanzialmente è che le aziende che hanno valori più elevati dell'indicatore ISA hanno anche valori maggiori per quanto riguarda il rapporto EBITDA su fatturato. Questo quindi indica una correlazione positiva tra le due variabili e suggerisce una relazione appunto virtuosa tra redditività dell'azienda e livello di sostenibilità ambientale. Quindi riassumendo, le aziende si trovano in varie fasi del proprio percorso, ma anche alla luce proprio di questa tabella vediamo come sia importante supportare le aziende in questo percorso verso una piena sostenibilità. Grazie. Grazie Shirafano per questa sintetica presentazione dei risultati della ricerca. Vi comunico già che queste slide e il rapporto saranno disponibili sul sito della Fondazione Nord-Est. Ho visto che qualcuno diceva che non riusciva a vedere bene la presentazione, sarà appunto, come vi dicevo, disponibile. La descrizione presenta qual è la situazione attuale delle scelte, dei percorsi di sostenibilità delle aziende, ma già lancia un ponte sul futuro, cercando di sviluppare l'idea di quali saranno i percorsi da attivare, quali saranno i partner con cui condividere questo percorso di sostenibilità, e quindi parliamo proprio delle idee dello sviluppo futuro con il nostro panel, con la tavola rotonda. Chiedo quindi agli ospiti della tavola rotonda di tornare con noi in video e invito di nuovo il professor Carraro, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, Regina Corradini D'Arienzo, direttore della divisione Corporate Banking di BNL BNP Paribas, Giovanna Franceschetti, vicepresidente Gefran, poi si presenteranno, è un'azienda bresciana che opera nel settore dell'automazione industriale, e Mario Pietronardi, CEO di Pietro Fiorentini, azienda invece vicentina che realizza prodotti e servizi per la distribuzione e l'utilizzo del gas naturale. Con loro faremo appunto un percorso di riflessione e di testimonianze sui temi della sostenibilità come strumento di competitività per le imprese. Inizierei subito col professor Carraro con una sua reazione rispetto ai risultati che sono stati presentati proprio dal punto di vista del mondo dell'impresa. Grazie Silvia, grazie a Shira per aver presentato una sintesi del rapporto. In realtà i dati che abbiamo raccolto sono molti di più e metteremo a disposizione appunto il rapporto completo in cui troverete molte altre informazioni di dettaglio. Ricordo anche che chi fosse interessato ai lavori della Fondazione, qualche anno fa abbiamo realizzato un'analisi simile su un campione ovviamente diverso di 400 imprese, ed è interessante anche fare un confronto tra i risultati che abbiamo ottenuto allora e quelli di oggi e le dinamiche che si possono osservare, come l'attenzione ai temi della sostenibilità sia cresciuta in questi ultimi 3 anni nel mondo delle imprese, almeno in quelle del nord-est, quelle che abbiamo monitorato con le nostre ricerche. Ci sono alcuni dati interessanti che vorrei sottolineare e che Shira ha presentato. Il primo è il driver delle azioni di sostenibilità delle imprese, perché si muovono in quella direzione. E per il momento il driver non è ancora una visione strategica di tutta l'azienda che incorpora la sostenibilità. Magari poi Mario Nardi e Giovanna Franceschetti ci racconteranno realtà diverse, realtà in cui invece questa visione strategica c'è e fa parte di un progetto di sviluppo dell'azienda da oggi nei prossimi 5-10 anni, che incorporando sostenibilità raggiunge anche obiettivi aziendali di successo. Però non è questa la realtà dominante. La realtà dominante è un'altra, è essenzialmente la compliance con la regolazione e un'attenzione al mercato, e quindi come strumento per ottenere una
consapevolezza e percezione da parte del mercato dei prodotti o dei servizi dell'azienda migliore di quella precedente. Questo passaggio verso una visione strategica diversa e una strategia aziendale che incorpori la sostenibilità a tutto tondo e quindi anche negli strumenti, per cui l'adozione per esempio di un bilancio integrato è ancora di là da venire, con le eccezioni ovviamente delle grandi imprese, eppure è un pezzo importante di questo percorso in cui sostenibilità e strategia di impresa diventano un tutt'uno. Questo è un primo elemento che sottolineerei. Il secondo è la relazione tra sostenibilità o strategie di implementazione, perché sono tanti pezzi, tanti elementi, componenti diverse che vanno ad arricchire la strategia di un'azienda e la fanno diventare sostenibile. Ecco, relazione tra queste strategie, tra queste misure di implementazione e la redditività delle imprese. Avevamo anche esaminato la solidità patrimoniale delle imprese, eppure tra queste due variabili c'è una correlazione positiva, ma quella che vi abbiamo mostrato molto chiaramente è una relazione che esiste tra la performance economica dell'azienda e il suo percorso di sostenibilità. Non è necessariamente una relazione causale, non è che se sono sostenibile allora divento più redditizio, c'è anche una relazione inversa, siccome sono più redditizio, più efficiente, riesco ad implementare di più e meglio azioni di sostenibilità. Però la relazione c'è, è netta e il driver che va nella direzione azioni di sostenibilità implicano maggiore attività, l'abbiamo già riscontrato e viene confermato da questo studio. Ed è un driver che passa attraverso maggiore efficienza nell'uso delle risorse, dell'energia in particolare, maggiore efficienza nell'organizzazione del lavoro, maggiore efficienza e capacità di comunicazione sui mercati. La sostenibilità diventa il comune denominatore di riorganizzazioni, ristrutturazioni, miglioramenti che inducono poi migliori risultati economici e maggiore solidità patrimoniale da parte delle aziende. E questo è l'ultimo commento, perché il tema quindi si lega su quali sono gli stakeholders che possono accompagnare meglio le aziende verso questo percorso di sostenibilità. Chi riesce a fare più pressione? Sono più i clienti, sono più i fornitori, le autorità pubbliche? Oggi sembra più qualcosa che viene dall'esterno, ci sono delle regole, delle norme da rispettare, quindi vado in quella direzione perché mi attengo ad un quadro normativo che spinge verso la sostenibilità. In realtà non è così, sta cambiando sempre di più e ci sono altri attori che giocano un ruolo importante, dai dipendenti. Se voi oggi andate nelle business school americane, i ragazzi che completano il loro percorso di studi, e sta avvenendo un pochino anche in Europa la stessa cosa, chiedono alle aziende in cui lavorano comportamenti diversi da quelli del passato e rifiutano offerte di lavoro in aziende che hanno comportamenti poco sostenibili o operano in settori inquinanti o con un impatto ambientale o sociale negativo. Ecco, questo cambiamento di percezione fa sì che perfino all'interno dei dipendenti, all'interno del mondo del lavoro, vengano pressioni verso comportamenti sostenibili. Però la domanda è, ecco, quali di questi attori ha un rilievo maggiore? E secondo me quello che fa vedere lo studio è che è proprio il mondo della finanza quello che sta esercitando una pressione maggiore e con buone ragioni, proprio perché le aziende che hanno una performance ambientale migliore sono quelle che hanno anche una performance economica e finanziaria, solidità patrimoniale migliore. Questo fa sì che la rischiosità di queste imprese sia minore e quindi per le banche sia più conveniente prestare a questo tipo di imprese. Ma se per le banche è più conveniente, il risultato qual è? Che l'accesso al credito viene facilitato e quindi le possibilità di sviluppo sono migliori per quelle aziende che hanno questo tipo di comportamenti. Quindi da un lato il mondo della finanza dovrebbe accentuare, e magari poi ci ritorniamo su questo punto perché ci sono varie iniziative in questa direzione, dovrebbe accentuare la propria attenzione a questi elementi, usare questi parametri per valutare la rischiosità di un'impresa, e dall'altro le imprese sanno che comportamenti virtuosi danno
loro accesso a strumenti finanziari che magari non potrebbero avere e quindi hanno possibilità di sviluppo maggiori rispetto alle altre. Quindi è una situazione win-win positiva per entrambe le parti e a questo punto positiva anche per tutto il sistema economico e per tutta la società in cui queste imprese operano. Grazie Carlo. E avete sentito l'accento forte sul tema del legame tra strategia e redditività d'impresa, che forse non è ancora stato pienamente compreso dalle nostre imprese stesse, che puntano più sui temi legati al rispetto dell'etica, al rispetto delle normative, e forse non hanno ancora colto questo legame forte, ma anche un accento forte su quali sono i diversi soggetti che sono chiamati a operare nell'ambito della sostenibilità. A tal proposito, a breve vi faremo anche un breve sondaggio su questo tema, quindi tra un po' vi appariranno queste domande, e vi ricordo che potete tutti chiedere e porre domande attraverso lo strumento della chat che avete a disposizione. Il professor Carraro ha chiamato in causa il mondo anche finanziario. A questo punto quindi passerei la parola alla dottoressa Regina Corradini d'Arienzo per un suo commento sui risultati della ricerca e su queste tematiche. Grazie mille. Ma allora, come prima battuta mi ricollegherei veramente all'ultima parte del professor Carraro, cioè che tra gli stakeholders che maggiormente sono sensibili a queste tematiche e maggiormente si stanno approcciando alle aziende su queste tematiche sono quelli della finanza. Io su questo voglio dare una testimonianza diretta che è assolutamente vero. Già oggi, quindi parlo del presente, non del prossimo futuro, noi banche, nel momento in cui valutiamo quelli che sono le performance, i bilanci, ma soprattutto le prospettive e le strategie, anche per me è molto importante vedere il mondo della sostenibilità in una logica strategica e non specifica su alcuni ambiti. Noi guardiamo e chiediamo ai nostri clienti quali sono le loro azioni che stanno mettendo in atto sui temi della sostenibilità. La motivazione è molto semplice, ma nella sua semplicità è profondamente importante che se ne parli sempre più, quindi io veramente vi ringrazio per la ricerca che avete fatto e su cui con molto interesse abbiamo contribuito, e vi ringrazio perché ne stiamo parlando oggi e ne parleremo sempre più, perché è una necessità di mercato. Adesso noi sul mondo della sostenibilità, prima di essere di una banca che finanzia, siamo un'azienda che, come diceva anche molto bene il mio amministratore delegato Andrea Munari, vive di sostenibilità da tantissimi anni, avendo aderito ai principi ONU e essendo in primis un'azienda sostenibile, con tutti gli stakeholders, non solo internamente come indipendenti, ma con tutti. Allora su questo ci siamo interrogati moltissimo e parliamo, essendo noi una banca internazionale, in 70 paesi con le aziende di tutto il mondo. Mai come le aziende del Nord-Est, che sono aziende profondamente dedicate all'internazionalizzazione, sanno come gli stakeholders mondiali questi temi ormai li hanno nelle loro strategie. Noi vediamo oggi investitori che quando ragionano su aziende italiane, quindi entrare nell'equity delle aziende italiane, tra gli indicatori che ci chiedono allo stesso stregua di quelli finanziari ed economici, quelli sostenibili. E ci siamo trovati più di una volta oggi a degli investitori che selezionano in negativo, cioè non prendono in considerazione aziende che non stanno investendo in sostenibilità. Quindi sono aspetti che profondamente poi vanno a pesare sulla competitività delle nostre aziende a livello internazionale e sulle scelte strategiche poi anche di investitori. Ma aggiungo, prima ascoltavo molto bene la ricerca e ho visto che tra i driver principali per cui le aziende scelgono di investire ci sono sicuramente driver legati ai dipendenti, quindi a questioni etiche, e un po' più in basso in classifica temi legati a posizionamenti di mercato, cioè alle scelte dei consumatori, nonché alla filiera. Ecco, su questo io mi permetto con veramente grandissima attenzione, ma anche, permettetemelo, passione, di proporre agli imprenditori di invece maggiormente tener conto di queste cose, perché i consumatori sempre più stanno indirizzando le loro scelte, differenziando e non solo differenziando, selezionando nel positivo o negativo aziende che nei loro cicli produttivi hanno temi sostenibili o meno, e su questo indirizzano le loro scelte.
ma anche nel termine della filiera, della supply chain, fornitori che selezionano i loro i stakeholders in una logica di aziende che investono meno in sostenibilità. Io sono profondamente convinta, noi come banca siamo profondamente convinti che da qui a qualche anno, non a qualche decennio, a qualche anno, veramente il mercato si dividerà nelle scelte degli stakeholders che andranno a seguire determinati macrosistemi ad altri su quelle che sono profondamente a livello strategico su tutto il loro ciclo produttivo, economico e anche come campagna comunicativa che vedevo veramente in basso alla classifica su questi temi della sostenibilità. Altro tema profondamente importante sono gli investimenti che sempre più sia lato ovviamente vincoli, sappiamo tutti che la Commissione europea ha definito di abbassare del 55% le emissioni di CO2, ma altrettanto importante, secondo me ancora più importante, è che legato a questo impegno sono previsti quasi 270 miliardi di investimenti perché questo si raggiunga. Allora è evidente che sono ragioni di business, io riporto veramente tutti noi a sensibilizzarsi su questo, a valutare e a pianificare la propria scelta strategica su questioni di business veramente molto molto importanti, partendo dalla formazione dei propri dipendenti, al ciclo produttivo, alla pianificazione e alla progettualità, altro tema che ho visto poco sensibile oggi sulle stesse scelte di sostenibilità. Un dato importante, lo sappiamo, ma ci tengo a sottolinearlo, non è possibile che oggi lo 0, perché di questo stiamo parlando, delle aziende italiane fa il bilancio sostenibile. Quindi su questo noi vogliamo essere molto vicini anche nel nostro ruolo di azienda sostenibile, quindi di advisor, al fine che questo velocissimamente, proprio per scelte di mercato, cambi. Grazie. Allora siamo entrati proprio nel concreto di quanto le strategie di sostenibilità siano rilevanti per il business, siano rilevanti rispetto anche alla propria presenza all'interno delle filiere, anche a livello internazionale. Partiamo quindi con la presenza degli imprenditori che ci possono invece testimoniare il loro percorso di sostenibilità, con Giovanna Franceschetti e a cui vorrei porre questa domanda. Ha sottolineato anche adesso Regina Corradini questo tema della comunicazione come capacità delle imprese di porre all'esterno le proprie scelte di competitività, di quanto questo sia importante come fattore competitivo. Voi avete recentemente presentato il vostro piano di sostenibilità che ha un titolo che dice tutto e le chiederei di spiegare nel dettaglio. Il titolo è Il futuro è il nostro presente. Prego Giovanna Franceschetti. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare i relatori che hanno parlato fin d'ora perché la ricerca è stata davvero interessante, io ho potuto anche leggerne i dettagli, devo dire che ci sono degli spunti molto, molto interessanti. Sì, come dicevi Silvia, noi abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni ad un piano strategico per la sostenibilità che abbiamo presentato lo scorso 25 di novembre. Il piano si chiama Il futuro del nostro presente perché questa è una frase che è contenuta all'interno della nostra visione aziendale. Questa frase ci è apparsa subito molto indicata come titolo per il piano perché troviamo che rappresenti davvero molto bene il nostro lavoro. Noi siamo convinti che per creare valore per tutti i nostri stakeholder, quindi per garantire i presupposti dell'esistenza dell'impresa e la sua continuità, si debba lavorare adesso, si debba investire oggi per il futuro di domani. Abbiamo sentito parlare il dottor Monari dell'importanza delle nuove generazioni. Quindi è nell'agire sostenibile del quotidiano che si garantisce la prosperità futura. Gefran è un'azienda imprenditoriale, Gefran ci piace dire che siamo sostenibili per vocazione, siamo un family business e quindi siamo da sempre impegnati nei confronti delle persone, dell'ambiente e del territorio, perché persone, ambiente e territorio sono per noi le direttrici di uno sviluppo sostenibile.
Circa 2 anni fa abbiamo deciso di ingranare una marcia diversa e di iniziare un percorso per rendere più concreto, condiviso e misurabile il nostro impegno attraverso un piano, attraverso delle azioni, nella direzione, per andare verso la direzione di un vero e proprio bilancio integrato, come argomento a cui accennava anche il professor Carraro. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando all'inizio un gruppo di lavoro interfunzionale all'interno della nostra azienda. Abbiamo ascoltato e interagito molto in dettaglio con i nostri stakeholder e abbiamo portato la sostenibilità all'interno del nostro consiglio di amministrazione attraverso l'implementazione di un comitato endoconsigliare, proprio il comitato per la sostenibilità. Questo piano è composto da alcuni progetti e noi crediamo che proprio questi progetti di sostenibilità ci permetteranno di raggiungere il nostro scopo di business, quindi l'obiettivo di business dell'azienda, con maggiore velocità ed efficacia. Per quanto riguarda l'importanza della comunicazione, il piano è innanzitutto condivisione, la sostenibilità è innanzitutto condivisione. E quindi il piano stesso nasce dalla condivisione con i nostri stakeholder di questo percorso e della nostra strategia. Abbiamo cominciato il percorso di comunicazione e di condivisione un anno fa, quando abbiamo fatto il primo multi-stakeholder engagement, il primo evento insieme ai nostri partner, insieme a clienti, insieme a fornitori, insieme ai dipendenti, insieme alle banche e insieme a loro abbiamo lavorato a degli elementi della nostra strategia. E l'altro tema davvero importante per quanto riguarda la comunicazione è quello che riguarda la trasparenza e soprattutto il fatto che il condividere, comunicare il nostro approccio sostenibile ci consente di migliorare i rapporti con i nostri partner. Per esempio uno dei temi fondamentali a cui è stato accennato in precedenza è quella dell'importanza di essere attrattivi sul mercato del lavoro. Per esempio per i giovani è ovvio che questi temi di sostenibilità sono particolarmente attrattivi per quei giovani che oggi sempre di più vogliono lavorare insieme ad aziende che mettono questi temi al centro. Questa sua frase sostenibilità e condivisione, quindi questa importanza di condividere con i propri stakeholder i propri percorsi, anche per avere prospettive, dinamiche future di miglioramento del proprio brand, ma anche di capacità attrattive per le giovani generazioni e i talenti. Inviterei a questo punto invece anche il dottor Nardi e chiederei a lui cosa significa per un'azienda come la vostra, sicuramente internazionalizzata, presente sui mercati internazionali, la competitività, la scelta di competitività, scusate, la scelta di sostenibilità come elemento competitivo nelle filiere internazionali. Prego. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per averci invitato a questo interessante panel. La dottoressa Oliva ci ha costretto oggi in realtà a un coming out, nel senso che quello che si può evincere dal nostro website, come naturalmente spesso succede, quindi quando ci si interfaccia nei confronti di un'azienda che spesso magari non è nota ai consumatori, perché noi insistiamo in un settore che è business to business, ovviamente si consulta il sito. In realtà c'è un grossissimo lavoro dietro le quinte che è in corso da un po' di tempo a questa parte e oltre alla rivisitazione completa del nostro website per modificare, diciamo, il percepito e quindi diventare sempre più customer centric come percepito e come visione, c'è anche tutto un lavoro che riguarda il programma di ESG in corso. Su questo evidentemente non si trova grande traccia, ma giusto per darvi chiarezza, noi ci occupiamo di tecnologia legata al mondo dell'energia, prevalentemente nell'ambito della distribuzione del gas naturale, oltre che in parte dell'oil, ma già il nostro diciamo purpose, oggi evidente dal nostro website,
si evince che lo statement è providing solution for oil and gas. In realtà è già stato sostanzialmente modificato e entrano nel purpose per la prima volta in maniera chiara e palese a tutti gli aspetti legati alla sostenibilità. Infatti diventerà Technology Based Solution for Sustainable Energy, quindi è un cambio piuttosto radicale che parte ovviamente dal purpose per poi discendere per quanto concerne la vision e la mission. Tornando al tema della relazione che vi è fra competitività e sostenibilità, in realtà bisognerebbe capire che cosa nasce prima. La competitività evidentemente è il frutto di tutta una serie di azioni che l'impresa pone in essere, prima di tutto evidentemente la strategia, ma ovviamente è difficile parlare di sostenibilità quando la competitività non è adeguata per lavorare in un contesto worldwide. Noi lavoriamo con più di 100 paesi nel mondo e quindi siamo ovviamente da tempo focalizzati agli aspetti di competitività. In questo, da circa 2 decenni ci occupiamo di implementare tutte quelle che sono le tecniche del management all'interno della nostra organizzazione. Diciamo che siamo un noto case study, quantomeno in Italia se non in Europa, per il successo conseguito, che naturalmente è di natura economico-finanziaria, visto che abbiamo avuto un tasso CAGR degli ultimi 20 anni al 10% e negli ultimi 5 del 15%. Quindi sono oggettivi i risultati della sostenibilità economica e finanziaria della nostra impresa. Ma tutto questo parte da lontano, quindi quando abbiamo iniziato a efficientare la nostra organizzazione avevamo una notevole ridondanza di sprechi, nel termine ampio del termine, che si ripercuotono poi anche in termini di produttività. E quindi secondo me parlare di competitività e di sostenibilità non è qualcosa che si fa overnight, ma richiede un processo lungo, strutturato, un approccio al management olistico e un impegno da parte di tutta l'organizzazione, evidentemente, che deve ritrovare prima di tutto il commitment del vertice dell'azienda. Quindi in corso in questo momento ci sono, io credo, molte iniziative che si possono ricondurre a quello che è un po' l'approccio greenwashing. Il greenwashing è qualcosa di interessante, si parla su molti giornali di sostenibilità, ma entrare profondamente negli aspetti di sostenibilità vuol dire declinarla in tutti i suoi aspetti e quindi con un programma piuttosto robusto di environmental social governance. Negli anni passati ci si è molto focalizzati sui risultati, ma i risultati economico-finanziari prevalentemente nei confronti degli azionisti. Oggi quando si parla di sostenibilità si parla di valore sostenibile nel lungo termine per tutti gli stakeholders e quindi è un concetto molto più ampio e molto più profondo che evidentemente deve riscontrare risultati di soddisfazione per i portatori di capitale di rischio, deve portare soddisfazione alla clientela, diciamo, ai collaboratori tutti, piuttosto che alla filiera, alla supply chain, piuttosto che al territorio dove insiste l'organizzazione. E lo deve fare ovviamente tenendo conto del contesto globale, dove si va verso comunque una maggiore sensibilità nei confronti del mondo sostenibile. È evidente che noi siamo in un settore che è quello dell'energia particolarmente sensibile. Non so se sia sensibile perché come dire, ci sia un management più illuminato o perché probabilmente spinti dalla finanza e dal trend fortemente in difficoltà di alcuni titoli nel settore specificatamente oil e energia in alcuni aspetti. È evidente che questa sensibilità attiva delle controreazioni, delle controforze che sono probabilmente i migliori progetti in termini di environmental social governance che si possono riscontrare in questo momento nel panorama
delle aziende worldwide, ma anche in Italia i casi più interessanti di applicazione della sostenibilità, guarda caso, toccano le aziende del nostro settore, Snam in testa, quindi c'è una sensibilità, Italgas, ERA, A2A, per non citarne N altre, si sono attivate per dare visibilità rispetto a quelle che sono le loro iniziative in relazione alla sostenibilità. Questo è sicuramente un aspetto molto importante e ovviamente tocca tutta la filiera. Quindi noi di conseguenza, al di là che siamo proattivi, siamo in questa supply chain estesa e quindi è evidente che quando si toccano gli stakeholder in senso ampio, anche noi veniamo coinvolti e a nostra volta coinvolgeremo i fornitori per fare in modo che tutto si ripercuota sull'intera filiera. Ci sono tutta una serie di iniziative ovviamente in corso, ma se vogliamo in termini diciamo di corporate social responsibility o in termini comunque di ricaduta sul territorio, noi abbiamo fatto tesoro di quello che abbiamo imparato applicando il lean management e una dozzina di anni fa abbiamo fatto da Kickstarter per un'iniziativa al QOA che in realtà ha poi declinato in termini abbastanza strutturati il lean management, cercando di creare formazione e cultura d'impresa che ha avuto una ricaduta sicuramente su tutto il nord-est e anche oltre. Questo naturalmente ha aiutato le imprese a fare quella prima parte che dicevo, cioè ha cercato di ottimizzare eliminando gli sprechi, evidentemente perché oggi per parlare di sostenibilità bisogna essere competitivi, è piuttosto difficile parlare di questi temi quando manca finanza o quando un'azienda è in difficoltà o in crisi finanziaria. La sensibilità è evidentemente legata anche alla sostenibilità nel breve termine di determinate situazioni, quindi parlare di lungo termine, aspetti ambientali piuttosto che sociali che poi si declinano in tutta una serie di iniziative diventa difficile quando la situazione è seriamente in crisi e sicuramente questa pandemia fa danno a molte imprese a vari livelli, quindi è un po' come richiamarsi agli aspetti che dicevo prima, quindi la competitività e l'efficienza economico-finanziaria agevola un percorso evolutivo verso la sostenibilità. Il percorso inverso lo vedo molto più complesso e molto più difficile, quindi bisogna contestualizzare tutti questi argomenti proprio perché c'è il rischio di parlare, diciamo, di gestione di impresa evoluta in un contesto emergenziale dove la sopravvivenza stessa dell'impresa è messa in difficoltà, quindi non c'è sostenibilità se non si riesce a passare questo periodo particolarmente difficile, non dico indenni, ma sicuramente con minori impatti che naturalmente ci possano permettere di guardare al futuro un po' più con serenità. È ovvio che tutto questo deve essere, per quello che consideriamo noi, built in la strategia, quindi se non è fatto con una logica ovviamente di deployment per fare in modo che ci sia un piano di execution, dopo aver fatto una gap analysis, è evidente che rischia di essere tra quelle iniziative, come dicevo prima, che si richiamano al greenwashing, quindi bisogna fare molta attenzione che ci sia sostanza e ci sia anche l'adeguata cultura manageriale per poter portare avanti questi discorsi. Non ultimo, siccome i mercati finanziari sono particolarmente sensibili e noi non vogliamo lasciare briciole di valore non realizzato, è evidente che la valutazione dell'azienda, che parte anche e integra anche gli aspetti di sostenibilità in quelle che sono le valutazioni e la creazione di valore, noi siamo particolarmente sensibili e quindi in tutto questo stiamo declinando un progetto particolarmente articolato di cui magari vi parleremo. Ne parliamo sicuramente nel prossimo giro di tavolo. Mi sono sottolineate alcuni concetti che ci ha voluto offrire, in particolar modo il tema del fatto che
una strategia di sostenibilità prevede un percorso lungo, sia guardando alle spalle, quindi un percorso di riflessione che parte anche da una cultura dell'impresa, da una condivisione dei valori, da una formazione specifica su questo, ma anche se guardiamo in prospettiva il tema del ritorno sugli investimenti di sostenibilità non è qualcosa che si vede nell'immediato. Ma ci ha sottolineato anche il momento che stiamo vivendo dell'emergenza Covid e su questo vorrei farvi vedere i risultati del sondaggio che abbiamo appena fatto, se la regia ce li fa vedere. Come vedete abbiamo proprio chiesto se per i partecipanti la pandemia Covid ha reso più o meno importanti gli investimenti in sostenibilità. Vedete che la quota più rilevante parla sicuramente di investimenti che diventano più urgenti e solo una quota minoritaria dice che dovranno essere rinviati dopo la crisi. L'altro sondaggio che abbiamo fatto riguardava quali sono, diciamo, gli attori principali, chiedo di vedere anche questo, che in qualche modo possono stimolare gli investimenti in sostenibilità. Vedete, da questo punto di vista emergono due elementi: da un lato la proprietà, quindi ci vuole un commitment forte ovviamente dell'azienda su questo tema, e dall'altro lato invece i clienti come secondo attore, stakeholder, che può spingere la sostenibilità. Chiederei al professor Carraro un commento su questi due risultati, in particolar modo sull'urgenza che questa pandemia ha portato rispetto al tema della sostenibilità. Ma intanto la seconda domanda forse conveniva fosse posta in modo diverso, meglio chiedere quali dovrebbero essere gli stakeholders, perché è vero che nell'immediato probabilmente i clienti sono quelli che spingono di più, nel senso che l'interesse dell'azienda sembra essere quello di vendere di più, e quindi c'è un po' di greenwashing in questa strategia mirata ad accontentare il cliente. Ma se noi chiedessimo quali dovrebbero essere, allora le cose probabilmente cambiano, perché l'influenza e il peso che hanno altri stakeholder sulle aziende potrebbe essere ben diversa e con una efficacia maggiore di quella che oggi hanno i consumatori nell'indirizzare le strategie aziendali. Io sul fatto che la pandemia abbia reso più urgenti le misure in questa direzione mi sembra abbastanza scontato. Lo diceva prima Andrea Munari, la pandemia ha accelerato tendenze in atto, e tra le tante che ha accelerato anche questa, e questo è piuttosto evidente a tutti i livelli, compreso da quello pubblico, perché più risorse a livello sovranazionale, europeo, nazionale vengono destinate alla transizione energetica, alla sostenibilità più in generale. E perché più risorse vengono destinate da quelle aziende che capiscono che l'uscita dalla crisi passa attraverso appunto maggiore efficienza, maggiori investimenti che rendono da un lato l'azienda più competitiva e dall'altro simultaneamente più sostenibile. Perché? Perché le soluzioni tecnologiche di cui oggi disponiamo permettono questo. In molti campi le soluzioni tecnologiche esistono e sono più convenienti di quelle precedenti. Oggi, giusto per citare un caso, nel campo dell'energia è più conveniente produrre energia con le rinnovabili che non con i fossili. Il 65% dei nuovi impianti a livello mondiale sono impianti con rinnovabili, quindi 2/3 dei nuovi impianti hanno queste caratteristiche. Perché? Perché è semplicemente più conveniente. Però la transizione, il passaggio viene accelerato appunto dalla pandemia. Un'altra riflessione sui mercati finanziari. Le imprese ESG sono quelle che oggi, ed è una classificazione che sta diventando sempre più accurata, sempre più precisa, stanno diventando molto più appetibili sui mercati. Questo è un altro vantaggio di adottare strategie di questo tipo. C'è in atto un fenomeno di disinvestimento che colpisce soprattutto, lo diceva prima il dottor Nardi, le aziende del settore dei combustibili fossili, in primis il carbone, in cui c'è stato un crollo del valore dei titoli, ma anche delle altre aziende del settore energetico, che costringe le aziende per la loro sopravvivenza a cambiare strategia. Non è interesse nei confronti dell'ambiente o del cambiamento climatico, non c'è una visione ambientalista, c'è una visione semplicemente di consapevolezza che il futuro delle aziende, l'esistenza stessa, il successo di queste aziende nel futuro passa attraverso
una transizione verso un modello di produzione di energia diverso, cioè basato sulle rinnovabili. E questo vale per tanti altri settori. Le soluzioni tecnologiche esistono, la lentezza del cambiamento precedente aveva solide motivazioni economiche, ma anche mancanza di visione. La pandemia spinge verso una accelerazione di questi processi che hanno di nuovo caratteristiche win-win per tutto il sistema, sia quello ambientale che quello sociale che quello economico, perché permettono migliori performance aziendali e minori impatti dal punto di vista sociale e ambientale. Grazie Carlo. A questo punto volevo far intervenire nuovamente Regina Corradini d'Arienzo, perché è stata citata più volte il mondo finanziario come un partner importante per quanto riguarda la sostenibilità. Quanto BNL può essere partner in questo? Con quali strumenti si approccia a questo tipo di vicinanza alle strategie di sostenibilità dell'impresa? Grazie, prima di tutto grazie per usare la parola partner, perché quando si parla di strumenti per una banca puntualmente si pensa a finanziamenti. In realtà quello su cui noi puntiamo davvero a essere partner è legato ad alcuni concetti detti sia dalla dottoressa Franceschetti, no? Che parlava di condividere, è un tema molto importante anche per la sostenibilità, o come il dottor Nardi che diceva non si investe in sostenibilità overnight, cioè, e lei giustamente ha ripreso un concetto che è un concetto che non può che essere di medio-lungo termine. Ma mi leggo ancor più alle ultime parole del professor Carraro. Cioè, qui il tema degli investimenti in sostenibilità e quindi il supporto che una banca può dare agli stessi è proprio una questione di competitività e di sopravvivenza. Io questo tema ci tengo profondamente a stressarlo, perché noi nel mondo della finanza lo stiamo vedendo molto bene per quelle che sono poi le scelte dei mercati, sia in termini economici ma anche dei mercati in termini degli investitori, che si stanno profondamente marcando su questo filone. Ancor più è vero, come diceva il dottor Nardi, che in questo periodo di pandemia ovviamente un'azienda ha delle priorità di stare in piedi in questo momento. Però diventa profondamente importante quando noi ragioniamo con le aziende oggi di come sostenerle per superare questo periodo e anche di guardare a dopodomani, perché se no veramente non diamo quel supporto sulla competitività che potrà mettere le aziende in un futuro post pandemia che non sarà quello pre-pandemia, su cui loro non sono più competitive. Quindi il primo strumento che noi cerchiamo di dare alle nostre aziende nella logica della condivisione è la nostra esperienza, la nostra cultura di azienda sostenibile. Noi siamo azienda sostenibile da moltissimo tempo, lo cito per atto oggettivo, non per pubblicità. Siamo stati premiati per 3 anni consecutivi come la banca migliore al mondo per la sostenibilità. Allora, non possiamo essere la banca come BNP migliore al mondo della sostenibilità se questa non la mettiamo a servizio dei nostri clienti. Quindi prima un tema si parlava prima di win-win, di parlare con i nostri clienti per allargare la cultura su questo. Ed è quello che vogliamo fare, ed è quello su cui veramente siamo vicini alle aziende per cercare di capire quali sono i migliori investimenti sostenibili a livello strategico, quindi in tutti quelli che sono gli ambiti aziendali, perché questi diventi un driver di diversificazione nella competitività. Abbiamo dei competence center in Italia, abbiamo dei competence center nel mondo, abbiamo delle start-up dedicate su questo per cercare di aiutare le aziende in questo. Ovvio che a questo poi, nel momento in cui vengono definiti quali possono essere gli investimenti migliori in sostenibilità, abbiamo anche cercato di indirizzare degli strumenti di finanziamento che al meglio possano essere a disposizione delle aziende perché questi investimenti vengano fatti. Noi abbiamo creato proprio una filiera di strumenti di finanziamenti che si chiamano Positive Loans, i quali per la prima volta, questo è veramente un elemento per noi distintivo, ma da cosa ci dicono i clienti è distintivo a livello di mercato, noi non parliamo di driver, di indicatori economici e finanziari, ma leghiamo questi finanziamenti a medio-lungo termine solo a indicatori di sostenibilità. Quindi insieme all'azienda troviamo quali possono essere i migliori indicatori di sostenibilità, si parlava tanto di ambiente, ma io ricordo che ce ne sono tantissimi anche a livello sociale, altrettanto importanti.
e su questi andiamo a legare questi finanziamenti a questi indicatori e man mano che l'azienda investe e noi la aiutiamo come partner a fare in modo che questo avvenga in modo strutturale, andiamo a migliorare le condizioni economiche di questo finanziamento. È stato uno strumento, è uno strumento profondamente gradito, anche, ve lo dico con molta soddisfazione, dalle aziende del nord-est. Ad oggi abbiamo erogato quasi 1,4 bilioni su questo mondo, compreso dei finanziamenti che stiamo facendo adesso, e quasi un terzo di essi sono stati condivisi con aziende del nord-est. Questo mi fa piacere dirlo perché insomma siamo qui a parlare di una save imprenditore del nord-est, quindi sono temi altrettanto sentiti. Ovvio che per noi è un processo a medio e lungo termine, quindi su questo sarà la nostra direttrice sempre più. Ultimo cenno e poi mi taccio sugli strumenti, lo si è detto e ridetto tutti, dalla ricerca a tutti noi che stiamo dando queste testimonianze, e la filiera. Allora, è vero che oggi ci sono settori che maggiormente investono in sostenibilità, si parlava prima del dottor Nardi del settore energetico, ma se noi non riusciamo tutti insieme ad allargare questo livello di attenzione e poi di investimenti strutturali a tutti i settori, perché veramente la competitività su questo mondo sarà legata a tutti, ma anche alle dimensioni aziendali, lo vedevamo prima, sono soprattutto le aziende medio-grandi che oggi sono sensibili, e quindi al concetto della filiera per riuscire a dare supporto anche a tutte le aziende medio-piccole, beh, noi su questo non facciamo quello che il mercato ci chiederà sempre più. E io questo lo considero una responsabilità che abbiamo tutti noi come stakeholders, aziende e banche, per arrivare il tutto alle filiere produttive. Anche su questo abbiamo ragionato con i clienti. Voglio citare un esempio, ce ne sono X, ma mi fa piacere perché è un esempio del nord-est. Con l'atteria di Montello, la conosciamo un po' tutti come Nonno Nanni, è abbastanza conosciuta, anzi è molto conosciuta in qualità e in brand. Abbiamo ragionato uno strumento specifico dedicato esclusivamente ai loro fornitori, quindi stiamo parlando di sostegno finanziario ai loro fornitori, ma esclusivamente sui fornitori che investono in sostenibilità. Ecco, questo è un qualcosa molto mirato che si può fare tailor-made azienda su azienda, su cui mi fa piacere condividere con voi. Poi Unari parlava del welfare aziendale, ne cito ultimo, ma è un esempio, ne potrei citare altri di strumento, per esempio che la mobilità elettrica, che è un'altra cosa su cui ovviamente nel tema della sostenibilità è molto sentita, nel nostro gruppo fa parte della società Arval e su questo siamo molto attivi per dedicare percorsi sia aziendali sia ai dipendenti ma all'intera comunità. Grazie ancora. Abbiamo sentito quindi che gli strumenti, l'apporto del partner finanziario riguarda diversi ambiti che coinvolgono le aziende, non riguarda solamente lo specifico investimento, diciamo così, ambientale, ma riguarda anche le persone, riguarda anche il welfare, ma sullo sfondo c'è sempre il tema dell'importanza degli investimenti e della rilevanza degli investimenti. Passerei di nuovo la parola alla dottoressa Franceschetti, perché ci parli invece dei loro progetti sul futuro, sulla sostenibilità e come questi staranno cambiando, come cambieranno l'azienda anche dal punto di vista delle risorse umane, dei dipendenti. Sì, grazie, ma alla luce di quello che è stato appena detto, vorrei raccontare soprattutto un progetto che riguarda la filiera, perché se ne è parlato e trovo che sia davvero importante, soprattutto in un momento come quello che il nostro paese sta vivendo, la responsabilità degli imprenditori e delle aziende nei confronti della filiera e quindi dell'importanza di garantire la solidità non solo delle singole aziende, ma di un ecosistema che deve essere sano. Gefran ha avviato un progetto che riguarda la diffusione della cultura della sostenibilità economica, della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Abbiamo deciso di lavorare a stretto contatto con il territorio e ovunque questo si trovi. Gefran è una multinazionale, ha attività produttive in diversi paesi del mondo e in questi paesi, nei territori in cui opera, ci sono dei fornitori locali che per noi sono particolarmente importanti. Il profondo legame con il territorio è un grande valore aggiunto per noi. E l'obiettivo di questo progetto per Gefran è quello di supportare con formazione e lavorando insieme, anche firmando dei patti specifici, supportare verso un percorso verso la sostenibilità tutti quei fornitori locali che come noi ne condividono l'importanza.
Questo era per legare un po' subito i nostri progetti concreti rispetto a quello che è stato detto. Il nostro piano abbraccia un'agenda 2030, quindi noi abbiamo identificato alcuni SDG, ne abbiamo scelti alcuni rispetto a tutti quelli che sono nell'agenda 2030 perché non su tutti noi sentiamo di poter davvero dare un contributo. Ne abbiamo scelti alcuni, abbiamo calato questi impegni all'interno della nostra organizzazione ed abbiamo individuato dei progetti concreti. Uno di questi appunto è il progetto sulla diffusione della cultura della sostenibilità sulla catena di fornitura. Un altro progetto davvero importante per noi è un progetto che riguarda le persone, di Gefran. A noi piace dire che in Gefran le persone sono l'azienda e l'azienda sono le persone. Il nostro progetto quindi è un progetto che abbraccia tutti loro e riguarda lo sviluppo del talento e la garanzia di feedback costanti. Questo progetto ha come obiettivo l'accrescimento delle competenze e dei punti di forza di tutti i dipendenti del gruppo. Quindi, noi vogliamo garantire la possibilità di sviluppare le proprie competenze e migliorare le proprie performance attraverso l'implementazione di un sistema metodologico di valutazione del feedback davvero aperto a tutti. Questo perché studi scientifici dimostrano studi scientifici sulle organizzazioni come uno dei maggiori motivi di insoddisfazione sul luogo di lavoro è l'assenza dei feedback e quindi grazie a questo percorso, a questo progetto, noi vogliamo avere l'opportunità di poter colmare questo gap. Un altro progetto davvero importante è un progetto che riguarda l'innovazione sostenibile. Gefran è un'azienda industriale, un'azienda tecnologica, investiamo ogni anno più del 5% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo. L'obiettivo di questo progetto è capire come estendere ulteriormente l'offerta di Gefran sviluppando nuovi prodotti in un contesto di industria 4.0, soluzioni che abbiano un focus sull'efficientamento energetico e soluzioni che abbiano un focus sulla manutenzione preventiva che garantisce la continuità di funzionamento degli impianti. E, tra l'altro questo è un percorso che secondo noi comporterà ulteriormente l'evoluzione delle nostre competenze verso temi sempre più digitali. L'ultimo progetto su cui ci focalizzeremo è un progetto che riguarda la certificazione dei nostri impegni, quindi il benessere delle nostre persone è un aspetto fondamentale, l'ho già detto, e quindi l'attenzione alla tutela della loro salute e dei loro diritti e nella sicurezza degli spazi di lavoro è sempre stato per noi un tema fondamentale, quindi noi investiamo nell'ottenimento di nuove certificazioni che certificano appunto questo impegno per unire alla certificazione ISO 9000 che abbiamo già, la 45000 piuttosto che la 14000 o certificazioni che siano ugualmente adeguate. E al dottor Nardi, brevemente, quali i prossimi passi sul fronte della sostenibilità per Pietro Fiorentini? Allora, dividerò in due parti quello che è la mia risposta. La prima parte, per quanto concerne l'approccio metodologico che stiamo utilizzando, e la seconda parte invece legata agli aspetti di contenuto. Allora, innanzitutto dal punto di vista metodologico noi stiamo lavorando a un progetto abbastanza strutturato. Prima di farlo però abbiamo fatto un passaggio fondamentale, e cioè abbiamo fatto con la prima e seconda linea del management, quindi un numero abbastanza rilevante di risorse, un'attività di sensibilizzazione e training. Non si può parlare di sostenibilità se non si conosce in maniera approfondita che cosa vuol dire declinare la sostenibilità sia per quanto concerne gli aspetti ambientali, quelli sociali e quelli di governance. E avere ovviamente un linguaggio comune ci agevola poi nel rollout del piano che dobbiamo portare avanti.
Come ho detto prima, abbiamo rianalizzato il purpose come prima attività fondamentale, rideclinandolo nella modalità che contempla la sostenibilità ed ovviamente anche la transizione energetica come elemento fondante. Abbiamo poi rivisto la vision e la mission, abbiamo riconfermato i valori che peraltro sono stati declinati nel 1998, quindi li abbiamo solamente rivisitati, ma sostanzialmente rimangono gli stessi da più di 20 anni a questa parte, e ovviamente poi declinato i principi per fare in modo che questi valori fossero ben chiari dal punto di vista del percepito di tutte le risorse che noi abbiamo ingaggiato. Abbiamo poi fatto una valutazione della parte cosiddetta board oversight, quindi la parte di governance che deve cercare di tenere allineato tutto questo progetto. Abbiamo lavorato sulla matrice di sostenibilità in maniera abbastanza collegiale, quindi con il contributo di tutte le risorse di cui parlavo. Abbiamo poi ovviamente suddiviso in vari team tutta questa iniziativa e il risultato a breve sarà una gap analysis che naturalmente ci darà evidenza di quelle che sono le risultanze di tutto il lavoro svolto fino ad oggi e quello che ci manca da fare per arrivare a una, diciamo, a una maturità in termini ESG decisamente più rilevante, per poi declinare l'action plan che passa evidentemente da quello che è il primo reporting integrato, che evidentemente ci darà anche evidenza di uno scoring per poi proseguire in questo senso. Lo abbiamo fatto seguendo gli standard, perché i processi, noi siamo molto attenti all'efficienza dei processi, non si inventano anche in questo ambito, e quindi abbiamo utilizzato i 17 goals del Sustainable and Development Program, abbiamo applicato i GRI, che sono degli standard per le iniziative di Global Reporting, e quindi stiamo facendo un lavoro molto strutturato dal punto di vista metodologico. Entrando invece sulla parte dei contenuti, è evidente che uno degli aspetti fondamentali riguarda la parte ambientale. E anche qui lo divido in due aspetti. Ambientale per quello che concerne, diciamo, il nostro supporto al sistema in termini di prodotti e servizi. È evidente che oggi noi siamo di fronte a uno shift, quindi rimaniamo ovviamente nel core business su tutta la parte della distribuzione di gas naturale, che è preponderante per l'aspetto energetico e lo sarà ancora per molto tempo, peraltro con una prospettiva di consumi mondiali in salita, quindi questo rimane il core business, ma nello stesso tempo stiamo sviluppando le tecnologie abilitanti per la transizione energetica, quindi ci siamo inseriti in termini di innovazione su tutti gli aspetti che sono legati al cosiddetto power to gas e alla parte biometano, che è un altro aspetto fondamentale. L'Italia è in ritardo rispetto a altri paesi europei come la Francia e la Germania, ma comunque si va verso questa direzione. Noi ci occupiamo anche di tecnologie in questo senso. E poi c'è un altro aspetto, diciamo, più pionieristico che riguarda il mondo dell'idrogeno. Noi stiamo investendo molto sulla parte di idrogeno. Abbiamo avuto il primo contatore approvato in UK, lo smart meter domestico per idrogeno, quindi dal punto di vista anche del riconoscimento da parte della clientela sanno che siamo in prima linea per cercare di trovare delle soluzioni abilitanti. Teniamo conto che è già in programma di mettere in rete un blend che inizialmente arriverà fino al 5% di idrogeno e metano nelle reti nazionali. Ovviamente man mano che si sale col blend, le nostre tecnologie, i nostri apparati devono essere preventivamente testati per capire quali possono essere le conseguenze sui materiali, quali possono essere le conseguenze in termini di performance. C'è tutto un mondo dove evidentemente siamo forse nella filiera uno degli anelli più importanti, perché al di là dei proclami
Se le nostre stazioni di regolazione e misura non riescono a gestire un blend superiore alle nostre o quelle comunque dei nostri competitor, Snam, Italgas e tutti gli altri attori faranno fatica a perseguire i loro obiettivi di sostenibilità. E questo è un aspetto molto importante che riguarda, diciamo, la nostra offerta di prodotti e servizi e di innovazione. È evidente che poi ci sono gli aspetti che riguardano i nostri plant, noi ne abbiamo 13 tra in Italia e in giro per il mondo, quindi anche l'efficientamento energetico dei plant è parte integrante del nostro progetto. Noi ovviamente sugli altri invece aspetti, che sono quello sociale, ci siamo attivati come tutti per lavorare con le modalità in questo periodo di smart working, però se ne parla anche e se ne abusa parecchio, nel senso che smart working per noi non vuol dire solo lavorare da remoto, ma lavorare in team con le modalità agile. Questo è un altro degli aspetti poco conosciuti dal mondo industriale. Noi abbiamo mutuato, e lo abbiamo fatto fin dal 2018, questo tipo di metodologie organizzative, le abbiamo mutuate dalle web companies, ma è un po' ancora difficile capire come si riesca a poterle estendere alle aziende B2B di natura industriale. Noi veniamo da un lungo percorso di lean management e quindi adesso lavoriamo per combinare la parte lean con il management agile, quindi diventerà un'organizzazione duale dal punto di vista organizzativo, è qualcosa di molto sperimentale, ma che crediamo, così come abbiamo aperto la strada tanti anni fa sul lean management, che anche questa sia una nuova frontiera che abiliterà la velocità di reazione ai mercati o comunque in generale a tutto questo tipo di evoluzione in corso. Per gli aspetti di salute e sicurezza sicuramente siamo sempre stati molto sensibili, quindi nella nostra matrice materialità non è un caso che sia già emerso che gli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori, non solo dei lavoratori, perché noi trattiamo tecnologia che utilizza gas in pressione esplosivo, quindi non è solo salute e sicurezza dei lavoratori, ma salute e sicurezza in generale, quando ci rivolgiamo al mercato con i nostri prodotti e i nostri servizi. Quindi questo è uno degli aspetti fondamentali. Gli aspetti che poi riguardano la formazione e gestione delle risorse sono ancora più fondamentali. Le future che ho visto che sono sicuramente... L'ho persa nella sua domanda o nell'affermazione. Sì, no, niente. Volevo ringraziarla per la completezza, per il racconto delle strategie della vostra azienda in termini di sostenibilità, che appunto hanno una visione complessiva su tutta l'azienda nel suo insieme. Volevo ringraziarvi tutti per questa tavola rotonda. Ci sono alcune domande, ma abbiamo tempi stretti per chiudere il nostro percorso. Ringrazio quindi Carlo Carraro, Regina Corradini D'Arienzo, Giovanna Franceschetti e Mario Pietronardi per gli interessanti spunti che ci avete dato e che sicuramente ci permettono di dare uno sguardo ulteriore sul futuro e di approfondimento anche delle nostre analisi. Vi ringrazio e concludiamo la giornata con l'ultimo ospite, Maria Cristina Piovesana, vicepresidente di Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, che invito a entrare in video. Perché abbiamo invitato la Presidente Piovesana? Proprio perché sicuramente Confindustria è uno degli attori, buongiorno Presidente, uno degli attori importanti per quanto riguarda il supporto della sostenibilità, anche l'indicazione di quali sono i luoghi in cui destinare le risorse in termini di sostenibilità. Vorrei farle solo subito una prima domanda. E questo riguarda in particolar modo il momento che stiamo vivendo e il legame tra questo momento critico e la sostenibilità. Ne abbiamo parlato prima col professor Carraro. Dal suo punto di vista, la sostenibilità in questo momento, che ruolo gioca per il sistema delle imprese? Beh, buongiorno a tutti e complimenti intanto per questa iniziativa e soprattutto per il titolo che avete dato e la ricerca che avete fatto. Penso sia importantissimo parlare oggi di sostenibilità come una delle strategie vincenti sicuramente delle aziende. E noi oggi ci ritroviamo in un mondo che sicuramente è un mondo cambiato. La pandemia effettivamente a livello mondiale ha interessato tutti quanti,
e già eravamo, diciamo, in una direzione verso, c'era un orientamento verso un'economia che andasse verso la sostenibilità, pensiamo alla decarbonizzazione, però diciamo che la pandemia effettivamente è un acceleratore in questo senso. È un acceleratore sicuramente e le nostre imprese insomma dovrebbero cogliere questa grande opportunità. Oggi è diventata praticamente parte fondante di qualsiasi politica industriale che interessa non solo il nostro paese ma bensì l'intera Europa, e va ad abbracciare le imprese da tutti i punti di vista, cioè un'azienda è un organismo effettivamente molto complesso e è sicuramente un'infrastruttura sociale, e quando noi parliamo di sostenibilità a tutto tondo, cioè parliamo di ambiente ma parliamo di sostenibilità sociale e di sostenibilità economica. Perciò vanno diciamo coniugate, messe insieme tutti questi temi nella maniera giusta e con i tempi giusti poi che servono. Benissimo. Da questo punto di vista, Confindustria come può supportare le imprese e come può spingere in qualche modo nella giusta direzione l'individuazione degli investimenti, delle risorse che saranno disponibili anche a partire dall'Europa? Beh, la prima cosa è sicuramente quello che avete fatto anche voi, e cioè parlare di questi temi in modo che diventino sempre più dei temi che sono confidenti per i nostri imprenditori e che di fatto però coinvolgono anche l'opinione pubblica e chiaramente danno una spinta anche per il governo stesso e le istituzioni. Confindustria chiaramente vigila e è presente a tutti i tavoli dove si articolano quelle che sono insomma le cose che le imprese fanno, e in questo senso Confindustria sta oggi dialogando con il MEF piuttosto che con il MISE, che con il Ministero dell'Ambiente, appunto per far sì che ci siano anche, oltre a questa spinta culturale che l'avete ben evidenziato voi prima, ci deve essere all'interno dell'impresa, ma oggi abbiamo la necessità di avere anche degli aiuti, delle indicazioni chiare, delle risorse che il Recovery Fund di fatto sta mettendo a disposizione sia sul tema ambientale che della riqualificazione ambientale che sul tema della digitalizzazione. Ecco, Confindustria da questo punto di vista qua è fortemente impegnata, ma soprattutto nel fare che cosa, e lo vorrei sottolineare. Uno, nel promuovere quella che è la sostenibilità e questa transizione che le nostre imprese fanno. Due, nel farlo nella maniera giusta, ovvero sia lasciando alle imprese di avere anche il tempo per maturare, perché guai se noi perdessimo parte del nostro tessuto industriale, un tessuto che ricordo è rappresentato per l'80% da piccole e medie imprese, perciò sono soprattutto quelle che noi dobbiamo far sì, attraverso operazioni di filiera e attraverso aiuti che lo Stato può dare senza creare sussidi ma rivolti ecco, avevo un ritorno, ma rivolti, dicevo, agli investimenti. Ecco, Confindustria su questo ci sta effettivamente lavorando e ripeto, il nostro obiettivo è che nessuno rimanga indietro, perciò serve tempo, serve cultura, serve formazione e poi servono anche incentivi che parzialmente con Industry 4.0 sono stati previsti, ma vorremmo che ci fosse anche un supporto in termini di temporary manager che possano aiutare le imprese a far questo, e contemporaneamente che ci siano anche degli aiuti affinché Industry 4.0 venga abbinata, rafforzata anche sul tema ambientale. Io in particolare seguo questi temi perché è la mia delega e il presidente Bonomi come Confindustria direi che abbiamo già dato un segnale molto importante, nel senso che non esisteva questa delega. Creare una delega di questo tipo che si occupa di ambiente, di sostenibilità e di cultura significa anche far vedere al Paese qual è l'orientamento che Confindustria vuole avere e qual è la direzione, la visione che noi abbiamo. Da parte mia sto gestendo questa mia delega attraverso due operazioni praticamente, una di difesa verso le imprese, l'altra di creare quelle politiche attive insieme con il MISE
affinché le nostre imprese possano fare questa transizione, che è una transizione importante e dalla quale, aggiungo, non partiamo da zero, noi partiamo da 3, nel senso che avendo un paese povero di materie prime e di energia, già da tempo parte delle nostre imprese si sono organizzate, attrezzate e hanno fatto questo percorso verso una produzione sostenibile per necessità. Oggi si tratta di farla invece per convinzione, che è qualcosa di diverso, perché è chiaro, la necessità ti spinge naturalmente a fare qualcosa, ma adesso deve diventare parte della nostra cultura industriale. Benissimo, quindi lei ha già sottolineato dell'importanza nei diversi attori che, diciamo, in qualche modo sviluppano la sostenibilità. Abbiamo sentito parlare. Vorrei aggiungere una cosa. Prima in una slide avete fatto vedere come la proprietà conti, cioè come per far questo ci sia un bisogno di un forte commitment da parte della proprietà, un 32%, e notavo che invece c'è una scarsa diciamo sensibilità, mettiamola così, e c'è solo un 6% che riguarda governo e istituzioni. Ecco, vorrei dire che sul tema della sostenibilità è proprio uno di quei temi che sono trasversali e che ci vedono tutti coinvolti. Cioè qui veramente serve un convinto lavoro di squadra, dove nessuno deve sentirsi escluso e dove di fatto abbiamo un'occasione irripetibile. Noi la consideriamo sempre per i 209 miliardi di euro che arriveranno e che sono dedicati a 2 temi importanti. Ma io direi che in questo momento, seppur difficile, c'è un messaggio, diciamo, positivo che vorrei dare. L'Europa si fondò nel dopoguerra con l'accordo sull'acciaio e il carbone. Oggi noi stiamo rifondando l'Europa su nuove basi e queste nuove basi sono proprio rappresentate dalla neutralità climatica che dovremmo raggiungere entro il 2050 e soprattutto da una produzione che sia orientata verso la sostenibilità e che riguarderà tutta l'Europa. Ecco, siamo in un momento della storia dove nulla sarà più come prima, perché proprio dopo 70 anni di formazione della Comunità Europea, da oggi, da questo momento, seppur noi concentrati sulla pandemia, ma nella realtà si stanno gettando le basi per quella che sarà la produzione di domani e soprattutto il mondo che offriremo ai giovani di domani, perché non stiamo parlando solo di produzioni e di imprese, ma stiamo parlando di un mondo che dobbiamo immaginare, sul quale dobbiamo avere una visione. Perfetto, lei mi ha anticipato, volevo proprio chiederle di questa azione di sistema che deve spingerci tutti verso la sostenibilità. L'ultima domanda, ne ha fatto accenno proprio adesso sul tema dei giovani. Da questo punto di vista sono sicura che i giovani in qualche modo saranno i motori di questo ulteriore cambiamento verso la sostenibilità. È stato già anticipato anche negli interventi che hanno preceduto. Il tema di essere un'impresa sostenibile, nella sua esperienza, è uno di quegli elementi che effettivamente diventa fattore attrattivo per i talenti, diventa sicuramente un ambito di migliore reputazione per l'azienda rispetto a questa categoria dei giovani che molto spesso tendono ad andarsene da questo paese, ma che invece potrebbero trovare in un'azienda sostenibile una risposta anche ai loro valori, alla importanza che loro danno al tema della sostenibilità. È chiaro che i giovani su questo sono effettivamente molto più sensibili e questa sensibilità noi la notiamo, insomma, nel momento in cui abbiamo cominciato per esempio la raccolta differenziata. Io mi ricordo i miei figli venivano a casa e mi insegnavano come farla, cioè fa parte della loro cultura e del loro modo di vedere il mondo. Sicuramente le nostre imprese diventano più attrattive per i giovani e noi, come lei giustamente ha chiesto nella sua domanda, insomma è uno dei temi fondamentali, quello proprio di tenere i giovani qua. Perciò io penso che anche questo sia importante che venga fatto, ma soprattutto anche comunicato, perché se guardo uno dei problemi insomma che le nostre imprese hanno è proprio quello di raccontare quanto belle, quanto innovative, insomma quanto lavoro si faccia e quanto sforzo ci sia anche all'interno delle nostre aziende. Però al di là dei giovani che sono sensibili verso questo, i decisori però non sono oggi i giovani.
E perciò veramente qui ci deve essere una grande assunzione di responsabilità da parte delle generazioni che oggi hanno in mano le leve del potere, per far sì che i giovani rimangano prendendo quelle che sono le decisioni giuste. E per questo, come Confindustria, lei sa, noi abbiamo fatto abbiamo insomma promosso quella visione dell'Italia del futuro attraverso il Presidente Bonomi, e io penso insomma che ci siano gli ingredienti per poter lavorare, per poter far bene, per poter far sì che i giovani rimangano qui. Anche qui sui giovani è chiaro che nascono nuovi mestieri, e qui servirà che anche la risposta formativa per questi giovani sia una risposta che vada nella direzione auspicata, ovvero sia avremo bisogno di ingegneri, di tecnici che comunque di questi temi non abbiano solo la sensibilità data dal cuore o dalla pancia, perché quella sarebbe pericolosa. Serve invece la scienza, che è tutta un'altra cosa, e scienza significa accettare anche di fare quegli impianti che sono necessari per chiudere il tema dell'economia circolare e per far sì che questo paese si doti di tutti quegli strumenti che sono impianti, che sono innovazioni, che oggi sono necessari per questa transizione, che non è semplicemente neutralità climatica, ma è anche che cosa facciamo alla fine dei prodotti che noi produciamo e che poi mettiamo sul mercato. Perciò direi che la sfida è più a tutto tondo, e quando le sfide sono più a tutto tondo direi che sono sfide insomma che A, sono stimolanti, e B, noi abbiamo tutti gli ingredienti e le competenze per poter essere tra i protagonisti in Europa, perché a onor del vero, questo viene detto poche volte, ma lo certifica l'ISPRA, che è il braccio armato insomma del Ministero dell'Ambiente, l'Italia è ai primi posti per quanto riguarda l'economia circolare, e in alcuni settori siamo addirittura i primi assoluti. Perciò continuiamo così e spingiamo ulteriormente in questa direzione. Allora ringrazio anche la vicepresidente Piovesana per questo intervento, per questa visione complessiva sul tema della sostenibilità. Oggi abbiamo focalizzato quanto la sostenibilità e le strategie di sostenibilità siano indispensabili per la competitività dell'azienda. Avete sentito che però per questo è necessario che vengano coinvolti tutti gli stakeholder che possono spingere in questa direzione. Io vi ringrazio tutti ancora per essere stati presenti, ringrazio BNL, quindi il nostro partner che ci ha accompagnato in questo percorso, ringrazio tutti i relatori e voi partecipanti che ci avete seguito finora. Grazie e buona giornata. Arrivederci.